Lei sull'uscio, all'ingresso, lui in bagno, entrambi solo parzialmente vestiti. Sono stati trovati così, senza vita, i corpi di Lanfranco Simonato, 71 anni, e della moglie Gianna Cunico, 66 anni, all'interno della loro abitazione in via Stadio, a Fara Vicentino, a pochi metri dall'incrocio semaforico con via Reale. Corpi già in stato molto avanzato di decomposizione, sembrerebbe che fossero lì da almeno 10 giorni. Una scoperta agghiacciante, quella dei vigili del fuoco di Bassano, intervenuti su richiesta dei carabinieri di Vicenza. Una volta forzato il portone d'ingresso, si sono ritrovati davanti a questa scena. Non ci sarebbero segni di violenza sui corpi e dai primi riscontri non emergerebbero elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terze persone. Che cosa è successo allora a Lanfranco e a Gianna? Un vero e proprio giallo che lascia molti interrogativi, non solo per le circostanze della morte, ma anche considerando l'età dei due coniugi e soprattutto la posizione dei corpi in parti diverse della casa. Avevano una figlia di 44 anni, Federica, che stando a quanto ricostruito dai carabinieri non viveva più con loro da 3 mesi. Gli investigatori stanno raccogliendo tutte le testimonianze utili, interrogheranno anche lei, così come i fratelli di Lanfranco, vicini di casa della coppia, e la sorella di Gianna che avrebbe dato l'allarme sulla loro scomparsa. Sono quindi in corso tutti gli accertamenti per fare chiarezza sull'accaduto. Per ora però restano più domande che risposte. Si procederà con l'autopsia proprio per far luce sulle cause del decesso.